Il vino eccellenza italiana a Verona, ne abbiamo accennato, l'appuntamento con Vinitaly. Mancano molti lavoratori nelle vigne, ma sono anche tanti i giovani che si avvicinano alla terra. Si parla di emergenza vendemmia, siamo ancora a aprile, servono persone che vadano a fare la vendemmia. Noi abbiamo bisogno di ulteriori ragazzi e ragazze che possano venirci ad aiutare nella raccolta delle uve. Abbiamo fatto una richiesta che andava oltre le 200.000 unità e ce ne sono state riconosciute appena 80.000. I 674.000 ettari del Vigneto Italia hanno bisogno di cura e manutenzione. L'agricoltura 4.0 potrà fare molto, ma il lavoro in campagna non è solo per le macchine, serve l'uomo con la sua conoscenza. E sono tanti giovani che hanno deciso di continuare le storie di famiglia per proseguire il lavoro iniziato tanti anni fa. Si cerca sempre forza lavoro, poi abbiamo bisogno di portare i giovani in vigna. Cerco di fare il mio meglio, sto ancora studiando, ma voglio portare il mio contributo all'azienda di famiglia. Sono i giovani dunque al centro delle aziende come consumatori, perché senza di loro non c'è futuro e dunque eccolo il futuro, comunicato così. La luna ovviamente ha una grande simbologia, no? È il simbolo della scoperta, un po' quello che facciamo noi con i nostri progetti più di successo. Certo la fantascienza, ma l'etichetta ha ancora un ruolo fondamentale nella comunicazione. Sentite qui. Non vogliamo avere consumatori ubriachi, ma vogliamo avere gente che beve con responsabilità. 2 bicchieri al giorno sono esattamente quello che consigliano anche i medici. E magari il vino lo mettiamo in una bottiglia d'alluminio. L'alluminio è 100% riciclabile all'infinito, pesa 8 volte di meno, occupa il 30-40% di volume in meno. Non rimane che l'etichetta e c'è chi ci mette la faccia. Ma il personaggio dell'etichetta chi è? Indovina. Lo devo dire? È Mossi, cioè Stefano Antonucci. Dunque contenuto, contenitore e forma. Per fare un grande vino serve anche questo.